Buonasera, devo dire che per me questo è un momento molto importante, non solo perché ho il piacere di avere qui colleghi molto amati, Franco e anche Michela, ma soprattutto perché è la prima volta che prendo la parola qui come Presidente. E quindi per me non è soltanto un momento così di condivisione di esperienze, di conoscenze culturali, di letture, di condivisione del sapere, ma è anche un momento anche di responsabilità. Quindi in questo momento sono grata a tutti voi per la pazienza che avrete per questo discorso non preparato ma sentimentale. Sono molto felice che siate ospiti stasera dell'Ateneo Veneto, che molti di voi ovviamente conoscono e amano da sempre, e sono sicura che l'intervento di stasera con questo titolo Occhio di Lynch sarà particolarmente stimolante per farci ripassare un po' di vecchi film, ma anche forse, immagino, con un occhio diverso e con un interesse diverso alla lettura integrale dell'opera, che sarà sul testo e sull'immagine, perché non riesco a pensare che questo libro non sia il libro di Varucci, non abbia attenzione anche al testo e alle parole che sono all'interno di questi film, che siete veri, di paura, ma credo che ci sia proprio uno studio anche sul testo, quindi sono molto contenta, grazie molte per aver scelto l'Ateneo per questa presentazione, buona serata. Bene, grazie infinite alla neopresidente. Michele Gottardi si scusa ma stasera non è presente. Grazie a voi per essere intervenuti. Dico due cose su Franco Marucci, che è stato professore di letteratura inglese a Ca' Foscari, è un infaticabile saggista, critico letterario, traduttore, romanziere, e recentemente ha esteso i suoi interessi anche al cinema. Nel 2020 ha pubblicato L'occhio del diavolo, agoni, smarrimenti e ricatti nel cinema di Berman, Nardini editore, e l'anno successivo per Ronzani è uscito Hitchcock, Il prurito della pistola. Stasera invece appunto presentiamo L'occhio di Lynch, I magnifici 8, che è un agile ma denso volume dedicato al cineasta statunitense scomparso lo scorso gennaio, che è stato sicuramente uno degli autori più innovativi, più sperimentali e forse anche per questo molto amati in Europa nel cinema del Novecento. Lynch è stato premiato al Festival di Cannes con la Palma d'Oro per il road movie un po' sui generis, come poi ci racconterà l'autore, Cuore selvaggio, e ha ricevuto sempre a Cannes il premio per la migliore regia con quello che dopo la fortunata e innovativa serie televisiva Twin Peaks resta forse la sua opera più famosa, che è quasi una summa, diciamo, del suo cinema, che è Mulholland Drive, che è un noir enigmatico, labirintico, misterioso, ed è un film nel quale forse più di ogni altro gli slittamenti fra piano oggettivo e soggettivo, i confini fra sogno, delirio, allucinazione e fantasticheria si fanno sempre più sfumati. Nel 2006 ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera qui a Venezia, e nel 2019 gli è stato assegnato l'Oscar sempre alla carriera, un premio che aveva sfiorato per ben 3 volte come regista, per The Elephant Man, per Blue Velvet, Velluto Blu, e sempre per Mulholland Drive. Lynch è un regista di culto, una personalità colta, eclettica, è stato sceneggiatore, anche musicista, compositore, regista poco prolifico, e a questa sua attività ha sempre affiancato
quella di pittore, anzi i suoi esordi avvengono proprio nel mondo dell'arte, ed è da qui proprio che vorrei partire per rivolgere la prima domanda all'autore, perché Lynch è un regista dal talento, diciamo, spiccatamente visivo e visionario, e anche nei suoi primi cortometraggi, quelli degli anni 60, cioè quelli antecedenti al primo film che qui viene analizzato, cioè Eraserhead, che è un lungometraggio e le cui tormentate riprese si protrassero per 4 anni. Anche qui notiamo un primato assoluto dell'immagine, e un'immagine deformata, stranita, che si direbbe quasi un prodotto, una trascrizione visiva dell'inconscio, quindi primato dell'immagine sulla parola, sul dialogo. Ecco, allora la prima domanda che ti volevo fare è di parlare di questi suoi esordi come pittori e di quali artisti, da quali artisti tu credi che sia stato che più abbiano contribuito a forgiare questo suo stile così inconfondibile, così riconoscibile, che spesso lascia lo spettatore anche un po' spiazzato, no? Prego. Scusa, pensavo che sì, prego. Sì, rispondo alla tua domanda, ma prima volevo ringraziare l'Ateneo Veneto, la nuova presidentessa Caterina e naturalmente Michela che ha appoggiato questo invito, così non c'è bisogno che dica che è stata una delle colleghe del mio tempo veneziano con cui c'è stata più sintonia e più amicizia, e tuttora ci scambiamo spesso opinioni sui nostri lavori nell'ambito del romanzo, e quindi insomma grazie di questo invito. È la quarta o la quinta volta che parlo qui. Il mio periodo appunto veneziano è cominciato molti anni, per non dire decenni fa, e quindi sono veramente contento che di quando in quando possa ritornare qua. Ma ecco, prima di parlare della visività dell'occhio, del primato dell'immagine, volevo dire due parole su cosa è questo libro, perché l'ho scritto, come mai l'ho scritto e come mai l'ho dedicato a questo regista. Normalmente io, come è stato detto poco fa, non lavoro su registi o anche tutto sommato autori, scrittori che siano ancora operanti. Ho bisogno per scriverci sopra di quello che chiamerei un macrotesto chiuso, cioè la carriera deve essere finita, perché lavorando su autori e registi che ancora producono si rischia poi di dire delle cose che a fine carriera, rivedendo tutta la loro produzione, possono anche risultare sbagliate, quindi a volte si devono appunto modificare dei giudizi che sono stati dati a opera in corso. Quindi ecco, questo però è successo con Lynch perché ho preso lo spunto dal fatto che lui, essendo morto in realtà 2 gennai fa, gennaio del 2025, essendo scomparso non poteva più produrre, e quindi ho voluto vedere se i giudizi dati a caldo sui film che ha prodotto erano ancora accettabili oppure se devono essere modificati. L'ho scritto appunto nella mia introduzione dicendo che mi promettevo di rivedere questa carriera totale di Lynch. Eccolo qua, questa è la filmografia completa, in realtà completa, dei lungometraggi, quindi molti studiosi, anche se non tutti, escludono gli inizi, gli esordi di questo regista, esordi che sono a volte di cortometraggi che sono veramente tali, cioè veramente corti, perché sono anche di pochi secondi, quindi sono proprio schegge, ecco, filmati di molto brevi, che però fanno vedere già questo primato dell'immagine su cui ci soffermeremo. Io da questo quadro, con scandalo di qualche recensore che me lo ha appunto rimproverato, ho tolto Dune del 1984,
e ho anche tolto naturalmente Twin Peaks, in quanto che è tutto sommato una serie di filmati televisivi, non è un vero e proprio film, ne manca una serie di film, così come questo Fire Walk With Me, che appartiene sempre a questa galassia Twin Peaks. Per il resto gli 8 film principali ci sono tutti, il mio titolo naturalmente ricalca quello di The Magnificent Seven, i Magnifici Sette, che è un film che tutti, almeno quelli della mia, per un'altra mia età, ricordano, naturalmente tutto diverso dai film di Lynch. Piaceva evocare questo legame, ecco, l'ho inventato io naturalmente, e soprattutto puntare su questa visività attraverso questo titolo, L'occhio di Lynch, che come tutti avranno intuito intende riferirsi anche all'occhio di lince, essendo anche la lince un felino che vive molto nel Nord America, nelle zone fredde, quindi ecco che Lynch è nato nel Montana, e quindi ecco che c'è anche un po' un legame, piccolo legame, ecco, con la biografia di questo regista. In questo libro io in realtà non parlo di biografia, cioè parlo in mezza pagina per evocare come è diventato regista visivo. In realtà molto spesso i libri su questo regista sono molto spessi, sono moltissime pagine, però oltre a libri che sono specifici sui film, si parla anche molto di come si è avvicinato al cinema, di fatti della sua biografia, amori, rapporti con i produttori, con gli attori, memorie, aneddoti. Normalmente non faccio mai questo e mi baso invece esclusivamente sui film e cerco di interpretarli. Dico cerco di interpretarli perché molti dicono no, vediamo questi film come una serie di belle immagini che si susseguono le une alle altre e basta. Invece credo che Lynch si sarebbe offeso se i suoi film fossero stati detti soltanto sequenze di belle immagini, di immagini sensazionali, oniriche, surreali, in realtà a volte agghiaccianti, che lasciano anche, come diceva appunto Michela, spiazzato e anche a volte, diciamolo pure, schifato lo spettatore. Quindi ecco, devono avere ci deve essere un'interpretazione, bisogna cercare di interpretarli, anche se riconosciamo questo fascino visivo. Ora, per dire ecco della brevità del mio libro, basta vedere cosa c'è nella bibliografia anche soltanto italiana, per non dire internazionale. Sono libri a volte molto ampi. Addirittura ve ne vorrei citare, se qualcuno ha questo interesse, il libro più lungo, più denso, più ampio, mai scritto in qualsiasi lingua, è di un valente semiotico del cinema che si chiama Pierluigi Basso Fossali, Interpretazione tra mondi, il pensiero figurale di David Lynch. Io non sminuisco certamente questo libro, frutto di ricerche di vari anni, molto denso, molto approfondito. In realtà è un'opera questa, come altre dedicate a Lynch, di semiotica filmica, che è una disciplina assolutamente di grande importanza, che ha appunto risultati notevolissimi nell'ambito cinematografico. Si tratta però di una serie di studi che sono talmente specialistici che a volte rischiano di complicare e di rendere più difficili film che sono già difficili, quindi ecco, sono difficili al quadrato, no? Quindi ecco, ho tentato. Io stesso sono nato come semiotico del testo letterario, poi mi sono un po' anche dissociato da questo, no, nel senso che anche oggi la semiotica è l'ultimo. Non ho molta simpatia con il post-strutturalismo che è venuto dopo la semiotica, ma anche gli ultimi sviluppi della semiotica sono molto astrusi, e quindi, ripeto, questo non avrei avuto nemmeno la preparazione per fare un libro di semiotica filmica, quindi questo non lo è. Ecco, allora, esaurita questa premessa, ecco, si è parlato, mi ha fatto piacere sentire che i film di Lynch sono anche ricchi di riferimenti letterari, sono effettivamente pieni di riferimenti, magari se c'è tempo lo possiamo vedere. Sì, magari questo lo vediamo dopo. No, ma partivo,
esatto, sì, 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 no, volevo, ecco, semplicemente l'ultimo dato, sì, sì, certamente, quindi ecco, andiamo subito a questo elemento visivo. Allora, ha detto giustamente Michela poco fa che Lynch ha una formazione di pittore, ha effettivamente esposto in mostre suoi dipinti e un fatto che cito, abbastanza sintomatico, è che Lynch, diciottenne, un poco più, sentisse bisogno di venire in Europa e di conoscere alcuni maestri della pittura a quel tempo operanti. Si cita un aneddoto, quello di venire in Europa per conoscere Kokoschka a Salisburgo, insomma in Austria. Poi questo progetto è andato in fumo e lui non è riuscito a conoscere, a frequentare i corsi di questo pittore. Però ecco, nel primo film che eccolo qua. Allora, questo è David Lynch, una delle sue tante fotografie che ci sono e sono visibili su internet, e questo primo film ha per protagonista questo attore. Mi sembra che sia molto facile vedere innanzitutto la somiglianza, se non altro nella chioma, nella capigliatura tra queste due immagini. Questo è il protagonista, è un attore a cui era stato fatto crescere questa nuvola di capelli sopra la fronte, e questo è lui in una delle tante fotografie. Ma procediamo. Ecco, allora, non sfugge, per le diapositive che farò vedere fra un attimo, l'influenza, che non sono il primo a avere individuato, tra i volti deformati, mostruosi di Lynch, che vedremo fra poco, e questi. Io ho scelto due immagini a caso, tutto sommato, no? Questi sono due dipinti di questo pittore che per gli inglesi è molto, molto noto, ha un nome molto anche ricco di risonanze storiche. Francis, di Lynch. esattamente, Francis Bacon, no, ma dicevo è anche un lontano parente, così si dice, del filosofo 5-600esco Francis Bacon. Però ecco, non è accertata questa discendenza. Ad ogni modo, ecco, per le diapositive che farò vedere fra un attimo, certamente c'è questa influenza, sebbene non esattamente subito in questo film di cui ho detto, cioè appunto Eraserhead, 1977, lunga gestazione, è un film che... È la mente che cancella, è fatto. Ora si potrebbe anche, secondo me è un film molto importante, come sono sempre i film o anche le opere letterarie di esordio, non sempre ma spesso, perché precisano subito alcune coordinate, alcune piste, alcune isotopie, alcuni motivi conduttori dell'opera di un macrotesto, appunto, o di un autore letterario o di un regista. Ma ecco, sarebbe troppo lungo, adesso vediamo di contenere la discussione entro un certo limite. Allora, questa è una prima, no, devo andare di qua, ecco, alcune immagini. Vediamo adesso la catena delle deformazioni di personaggi e di protagonisti all'interno, o anche non solo di protagonisti, ma anche di figure collaterali che partecipano alla trama dei film successivi. Allora, questo, vedete, è un'immagine tratta sempre da questo Eraserhead, che dunque c'è una coppia in questo film, la moglie avvisa il marito, cioè dovremmo avere un bambino. Poi in realtà questo è quello che nasce a questa donna. Questo si è detto, è un punto abbastanza controverso, che Lynch aveva in mente di volere rappresentare il feto vivo di un vitello, di un agnello. Allora, cosa succede? In questo film la moglie se ne scappa perché non ne può più di accudire a questo mostro, il padre invece per un certo tempo lo alimenta, lo nutre, poi alla fine si stanca anche lui e lo uccide. Allora, molto brevemente, perché appunto il tempo passa, ecco, io credo che ci sia un preciso riferimento in questo film a un film precedente di Roman Polanski, intitolato Repulsion, un film che credo non abbiate visto. Se vi capita vi consiglio di vederlo, un film eccezionalmente interessante.
E perché è importante questo film? Ci sono riferimenti, io li ho fatti nel mio libro, basta vedere l'indice dei nomi, che è una novità di questo libro. Di solito nei libri di critica cinematografica raramente ci sono gli indici dei nomi, forse qualche volta ci sono, ma io l'ho messo per permettere al lettore di andare a cercare collegamenti con autori, nomi, personaggi storici e via discorrendo che ci sono nei film. Allora, in questo film Repulsion di Polanski succede che una donna un po' psicopatica che ha dei problemi esistenziali, esattamente, Catherine Deneuve, che fa un'interpretazione eccezionale secondo me in questo film. Non è un'attrice che tutto sommato dopo mi ha riempito, ma ecco, in questo film è veramente bravissima nel recitare questo personaggio di una giovane belga che si trova a Londra, non si capisce per quale motivo, la quale, adesso arrivo al dunque, la sorella di questo personaggio deve cuocere a un certo momento e mettere in forno, e lo presenta su un piatto, un coniglio intero. Ecco. Questo coniglio però non viene mai cucinato, la sorella se ne va e questa protagonista, che subisce traumi su traumi, vede marcire, guastarsi, probabilmente anche maleodorare questo coniglio, addirittura in un certo momento gli taglia la testa, se lo mette nella borsetta, e un altro personaggio gli apre la borsetta e vede questo coniglio e si stupisce. È uno dei tanti gesti insani, un po' casuali, un po' anche diciamo imprevisti, un po' come a volte nei film di Buñuel, no? Ad ogni modo, quello che mi interessa dire è che in realtà questa immagine qui è ingrandita, effettivamente è anche più grande nel film, ma lo si vede spesso nella sua lunghezza, questo feto di vitello di agnello, ma assomiglia molto a questo coniglio che nel film di Repulsion di Polanski viene ripreso nelle sue fasi, diciamo, nelle fasi in cui marcisce, appunto, alla fine poi diventa addirittura una specie così di irriconoscibile questo coniglio, e c'è fino alla fine questa immagine. Tra l'altro, ecco, i conigli, vediamo se avanzare, sono una cosa che, eccolo qua, che Lynch ha poi ripreso, secondo me, nell'ultimo film Inland Empire, dove per un qualche motivo è uno dei film più enigmatici, credo, della storia del cinema, questo ultimo film di Lynch. Io stesso così a un certo punto alzo bandiera bianca, perché è difficile congegnare un'interpretazione che sia diciamo appropriata, ecco. Ma ad ogni modo, ecco, c'è una sottotrama che è questa degli uomini e donne coniglio, quindi anche questo potrebbe essere un lontanissimo riverbero di questo elemento che ho citato dal film di Polanski. Ci sono anche altri elementi tratti da film successivi di Polanski, e sono il fatto che in qualche modo questo film si ricollega, potrebbe essere un parto demonico, a Rosemary's Baby, dove appunto una coppia di sposi ha un figlio partorito dal demonio. Quindi ecco che questo è un primo elemento della visività, ma continuiamo. Ecco, questo è un film che... Sì, no, benissimo, no, certo, assolutamente. Per rivolgerti una domanda, prima di passare al... Questo è il secondo lungometraggio di Lynch, che è The Elephant Man, ed è ispirato a un personaggio realmente esistito nella Londra vittoriana, che soffriva di una terribile rara malattia genetica, neurofibromatosi, e che veniva sfruttato sostanzialmente come fenomeno da baraccone, da un perfido, terribile personaggio, fino a che viene, diciamo, salvato da un dottore londinese, e questo impersonato da Anthony Hopkins, e credo che sia il suo esordio, che diciamo lo salva, e quindi diventa questa persona, si chiamava John Merrick, un ospite privilegiato del London Hospital. Naturalmente lui ha un animo sensibile, generoso, eccetera eccetera, anche se in ragione di questo suo aspetto mostruoso, qui adesso voi non vedete, ma se cercate anche in internet si vede il povero Merrick aveva anche deformata metà del corpo, e dicevo, in virtù di questo, in ragione di questo aspetto così mostruoso, continuerà a essere bersaglio di dilegi, di violenze, di umiliazioni.
Allora, volevo chiederti due cose e poi collegarmi a una domanda che ti rivolge Michele Gottardi. Questo è chiaramente un film toccante, visto il tema, è naturalmente un film forse anche scopertamente pedagogico, perché è un invito alla tolleranza, al rispetto dell'altro, del diverso, e in parte, secondo me, anche un po' una storia dickensiana di sofferenza, di dolore e parziale, diciamo, riscatto. Naturalmente il personaggio in questione ha un animo buono, sensibile, intelligente, innamorato della vita, eccetera, eccetera. Allora, questa è una domanda. Collegata a questa, tu pensi che questo film abbia avuto il successo che ha avuto perché è un film lineare, a differenza degli altri in cui lo spettatore davvero si perde, non c'è mai una risoluzione? E l'altra domanda, che giustamente mi sembra molto acuta, che ti fa Michele, lui dice: questa attenzione per la deformità, per il mostruoso e più in generale per la diversità sembrano in fondo, che è parte anche che vediamo in tanti altri suoi film, dice, sembrano quasi sancire l'impossibilità di essere normale. Quindi da una parte c'è questo contesto vittoriano, e te lo chiedo perché Franco Marucci è un esperto di vittorianesimo a cui ha dedicato tantissimi lavori, e poi appunto questo aspetto del mostruoso che di fatto troviamo in tanti altri suoi lavori. Sono tante domande. Ma dunque ci si sorprende rivedendo la filmografia di Lynch nel vedere che i due primi film sono il secondo è completamente diverso. Hai detto bene, è un film lineare, invece l'aggettivo che si usa spesso per Lynch è non linear, cioè non lineare, trame che sono appunto un po' così, appunto vanno avanti ma senza un collegamento reciproco tra scena e scena. E in realtà c'era dietro a questo film un sostanzioso budget, perché i produttori inglesi volevano investire su questa trama, ma direi che c'è stato una specie di incastro tra quello che Lynch era in quel momento e il soggetto che era stato proposto, perché ruotava appunto su questo elemento del mostruoso, però retrodatato, perché è una cosa del secondo Ottocento, la trama è riferita al secondo Ottocento, come ha detto Michela, è un fatto realmente esistente, è il primo realmente esistito, è il primo e unico, no, in realtà ce n'è un altro, ecco, The Straight Story, è anch'esso basato su un fatto reale, comunque questo lo è, perché ci sono libri dedicati a questo fenomeno dell'uomo elefante, e appunto semplicemente per questo fatto rientra in questa catena di film, di elementi del mostruoso che vediamo film dopo film. E appunto perché non può essere vero, ma ci fa balenare questo film che possa essere stato possibile un concepimento di questo essere tra un elefante e una donna. A un certo punto il film inizia proprio con i barriti dell'elefante e poi veniamo a sapere che nel quarto mese di gravidanza questa donna è stata così trampled on da un elefante, e quindi ecco che questo concepimento rimane nella mente di questo personaggio che lo ricorda. Ad ogni modo, ecco, questo è un film, è giusto definirlo un film toccante, un film buonista, perché Lynch, che ci fa vedere quanto è cattivo l'uomo, quanto è perverso, quanto può dannare, quanto a volte possiamo concretizzare il male che è in noi in personaggi che stanno fuori di noi e che ci influenzano. Questo è il tema degli ultimi film, quindi ecco la concretizzazione e materializzazione di un impulso interno all'uomo in figure che stanno fuori e che influenzano azioni cattive, malvagie, reati, crimini dei personaggi che ricadono sotto la loro influenza. Dicevo, ecco, in questo caso invece questo è un mostro buono, abbiamo appunto detto,
perché in virtù del fatto che è una brava persona, lo si scopre, prima è un fenomeno da baraccone e viene estratto dal mondo del circo, ma diventa un fenomeno da baraccone sostanzialmente anche dentro l'ospedale, perché c'è un guardiano notturno che recluta un po' di personaggi diciamo degli ambienti dei proletari londinesi e li fa venire in segreto a vedere questo mostro umano, e gli apre la porta della sua camera e ci sono questi personaggi che sono lì venuti, che naturalmente devono pagare questo guardiano notturno, e che tutti così, esplodono in risate di scherno, da cui questo personaggio si sente abbastanza offeso. Ma in virtù, è buonista in virtù del medico che riesce piano pianino a umanizzarlo, per cui questo risulta alla fine un personaggio positivo. Direi, ecco, che è importante sottolineare come la visione del mondo tardo ottocentesco, che era ancora vittoriano, normalmente esiste questa opinione diffusa che il vittorianesimo aveva un ottimismo di facciata, in realtà c'erano un sacco di problemi in questa società che continuava a presentare aspetti molto critici, come appunto il problema della povertà, lo sfruttamento del lavoro, senz'altro. Però ecco, Lynch, probabilmente anche perché questo doveva risultare un film vendibile, che poteva fare tanto pubblico, e di cui il fatto che c'è stato un investimento economico molto ma molto forte, di qui che ci sia un cast attoriale che fosse allinea gli attori forse più rampanti all'epoca, non solo Hopkins ma anche altri, per esempio il direttore dell'ospedale è John Gielgud, il celebre attore shakespeariano, così come ci sono ancora altri attori che ho caratterizzato. Esatto, Anne Bancroft, esattamente. Io appunto spendo parole per la recitazione molto intensa di questo personaggio, che dico anche così in via incidentale nel mio libro, parla anche in perfetto inglese d'Inghilterra, nonostante fosse americana, anzi italo-americana, e però ecco, nel film che recita in Hollywood in America parla con accento americano, e qui riesce proprio a parlare con deve interpretare un'attrice, quindi è giusto che si parlava stamattina di continuità, sarebbe stato stonante che un'attrice americana parlasse con accento americano, cosa che spesso si riscontra in film di Hitchcock. Ma ecco, alla domanda finale, certamente sì, è una, non possiamo, come dicevi tu, scopriamo la nostra normalità, e a questo ci ha fatto pensare Lynch con le sue figure mostruose, come dicevo, che incarnano il lato anormale e a volte anche perverso della nostra interiorità. Posso continuare? Sì, dimmi. No, volevo aggiungere anche una cosa che mi ero dimenticata di dire, che venne candidato a 8 Oscar, fra cui Il trucco, che impegnava l'attore, mi pare Hurt, non so come si chiamava, Hurt o Hurt, non so, non mi ricordo, lo impegnava per 6 ore, candidato a 8 Oscar, scandalosamente credo non ne vinse nemmeno uno. Passando ad un altro argomento, volevo chiederti qualche cosa sulla rappresentazione dell'eros, l'erotismo in Lynch, nei film di Lynch, che spesso è una forza torbida, oscura, è una commistione di desiderio e violenza, piacere, pericolo, e qui volevo che ci raccontassi un po' di un film che forse tutti ricordate, Blue Velvet, Velluto Blu, che era interpretato da Isabella Rossellini, e anche qui si stabilisce un legame sadomasochista fatto veramente di violenza, poi le violenze sono decuplicate con i video, poi ci racconterai tu, e un criminale psicopatico interpretato da Dennis Hopper, quello di Easy Rider, tanto per capirci che forse vi ricordate. E comunque dicevo, questa rappresentazione anche qui davvero piuttosto inquietante dell'eros sembra confermare questa volontà di Lynch di scuotere la morale borghese, no? Sempre di provocare, di inquietare, e anche però di mettere continuamente in discussione lo statuto del soggetto
e oltre a delle immagini anche quelle un po' alla Bacon, no? L'orecchio mozzato, forse vi ricordate Sì, questa sì, immagine certo, del certo. prato e di questo che sono davvero molto disturbati. Ecco, se ci dici qualche cosa su questo. Ma dunque, uno dei motivi conduttori che ci vorrebbe molto più tempo per discutere e illustrare è questo, che in realtà Lynch in quasi tutti i suoi film, per non dire in tutti, ha raffigurato il rapporto di coppia. Cioè tutti i suoi film sono basati su una o più coppie di maschio e femmina e quindi ecco che questo si riscontra in tutti quanti i suoi film. Riguardo al primo, per esempio, ho detto poco fa, c'è una coppia di marito e moglie che partoriscono quel mostro che abbiamo detto. Poi in realtà la moglie se ne va via e il protagonista si invaghisce di una vicina. Io poi ho ricostruito per l'unica volta il retroscena biografico che c'era dietro a questo tradimento o abbandono della coniuge da parte del protagonista. E lì l'eros è in realtà un eros, cioè la mente che cancella. L'eros è assolutamente distruttivo in questo film perché in realtà è un film nichilistico, uno dei pochi film autenticamente nichilistici di Lynch. Sembra un mondo votato alla distruzione, anche il contesto urbano fa vedere questa terra che ho definito desolata, con riferimento appunto al poemetto di T.S. Eliot, perché appunto è piena di macerie, di rovine, quindi sembra che la vita stia per finire. In effetti la vita finisce in questo film, ci sono frequenti immagini molto difficili da interpretare, che alcuni hanno interpretato come sono così dei filamenti bianchi che svolazzano dentro lo schermo, molti sono stati identificati come embrioni che vengono poi calpestati in una scena in cui una delle scene finali del film. Quindi questo è quanto. In realtà qui in The Elephant Man la coppia del dottore e della moglie, una coppia assolutamente al di sopra di ogni sospetto, due persone che si vogliono bene e che lottano per affermare la dignità umana di questo personaggio. Effettivamente in Blue Velvet le cose cominciano a cambiare, ma fino a un certo punto, perché in realtà ci sono tre rapporti di coppia e sono i genitori di lui, cioè Jeffrey, il protagonista maschile, un giovane universitario, i genitori di lei, studentessa diremmo noi all'ultimo anno del liceo, e questi due personaggi scoprono di volersi bene, ma è un rapporto assolutamente casto. In realtà il protagonista maschile perde la testa per Isabella Rossellini, che recita il ruolo di una cantante del night, dove va a cantare questa canzone che viene cantata varie volte nel film, Blue Velvet, velluto blu, che è una canzone che è molto importante che ci sia perché al tempo stesso suscita ricordi infantili di questo psicopatico di cui abbiamo detto, Frank Booth, e quindi ci fa vedere un'altra volta che il personaggio cattivo, il cattivo di turno, in realtà ha anche questo elemento nostalgico di ricordo di attimi felici della sua infanzia. Ad ogni modo, ecco, i genitori dei due personaggi formano una famiglia unita a cui sta a cuore la vita dei propri figli, che vogliono tenere al di fuori dei pericoli della vita. Poi in realtà, ecco, l'orecchio mozzato, perché c'è questo elemento in questo film? Io l'ho definito una sorta di MacGuffin di Hitchcock. Sostanzialmente è un elemento che fa andare avanti la trama, ma poi viene posto all'inizio, in quanto che il protagonista maschile trova in un prato questo orecchio mozzato, lo porta alla polizia in un sacchetto e dice: beh, indagate cosa è successo. Poi la ragazza, che è figlia di un detective, gli fa capire che ha a che vedere questo orecchio mozzato con la cantante del night che ho citato adesso. E allora, per una serie di fatti che sarebbe troppo lungo raccontare, il protagonista maschile si introduce nelle case di questa cantante e da qui scopre il trauma di questa donna, che rimedia questo trauma con atti sessuali, nel senso seduce questo giovane e quindi lui perde la propria verginità, perché io penso che non avesse mai avuto prima un rapporto sessuale con una donna, e anche, in un certo senso tradisce anche la fidanzata di cui abbiamo detto. Quindi ecco che lì il sesso è considerato da un lato come una risposta a un trauma da parte della donna, dal punto di vista del sedotto come appunto un bisogno che irrompe dentro di lui.
e che appunto ha modo di sfogarsi con questa donna. Poi naturalmente il film successivo, Wild at Heart, anche qui il sesso si costruisce come diciamo, sfogo, liberazione da traumi infantili. Lynch punta molto su questo fatto e ricostruisce, sebbene in modo molto sintetico e frammentario, l'infanzia di lei e di lui, che sono due personaggi quindi che cercano di emigrare dall'oppressione, dalle repressioni, dalla condizione in cui si trovano all'interno delle loro famiglie, che sono tra l'altro anche piuttosto disastrate, e cercano di fare questa fuga che poi in realtà verso la California, che non dalla North Carolina da cui partono in auto. Non so se mi vorrai domandare, ecco, l'importanza ecco, vabbè, poi ecco, no, scusa, volevo dire, questo naturalmente è una interrompiamo adesso a metà, perché il problema della coppia, ma lo possiamo riprendere dopo, continua nei film successivi. Dirò soltanto che nel film ancora successivo, Lost Highway, Strade perdute, mi pare si intitola in italiano, anche qui il problema della coppia, c'è un sassofonista sposato con una moglie che non si sa bene cosa faccia, in realtà fa la casalinga tutto sommato, crede che questa donna lo tradisca e succede un sacco di cose che sarebbe troppo lungo raccontare in questo momento. Comunque anche lì è presente il problema della coppia, così come è presente meno tuttavia in Mulholland Drive, e il problema della coppia è del regista che deve fare un film a cui stanno cercando di partecipare le due protagoniste femminili, e finalmente ancora si ripete nell'ultimo film Inland Empire con l'attrice con il personaggio di un'attrice che deve impersonare appunto un personaggio di un film che si gira e che tradisce il marito sia come personaggio che come attrice, quindi anche qui il rapporto viene complicato, e quindi ecco anche lì il problema del rapporto di coppia riemerge. No, volevo dire che così come le auto che ricorrono in quasi tutti i suoi film sono quasi la cifra identificativa dei personaggi, c'è in tutta la filmografia di Lynch, non estesa come abbiamo detto all'inizio, una grande attenzione ai luoghi. Per esempio c'è il suo film più celebre, Mulholland Drive, è una strada tortuosa panoramica che collega le colline di Hollywood alla costa di Malibu e quindi all'oceano, ma non solo c'è questa attenzione ai luoghi, perfino ai civici delle abitazioni, quindi c'è una grande attenzione topografica, e anche l'ultimo film di cui hai parlato, Inland Empire, è il nome anche quello di una strada di Los Angeles. Los Angeles è naturalmente un polo geografico fondamentale, non fosse altro perché, come avete capito anche dalle ultime cose adesso che hai detto, spesso sono dei film e nei film, c'è continuamente il rapporto con l'industria del cinema, con Hollywood, da cui Lynch si distacca, però questo non gli impedisce di usarne gli elementi come espressione visiva. Ecco, perché tutta questa attenzione ai luoghi? Perché è necessario anche collocare queste trame oniriche, surreali, di fatti che difficilmente potrebbero accadere nella vita di tutti i giorni, e a Lynch preme anche ambientarle in luoghi riconoscibili, in luoghi che non sono anonimi, e quindi traccia una serie di variazioni sulle ambientazioni dei film che, come abbiamo visto, partono inizialmente da Filadelfia, in realtà fu girato da un'altra parte, ma disse che voleva rappresentare la Filadelfia di quando era piccolo nel film Eraserhead. The Elephant Man è l'unico film girato fuori dall'America di Lynch a Londra nell'Ottocento, con una ricostruzione superba, a mio avviso, della Londra di quel tempo. Poi tutti gli altri, alcuni altri eleggono un luogo che tutto sommato è poco rappresentato nella filmografia di quel tempo, cioè la North Carolina. Questo Blue Velvet girato
è denominata questa cittadina in Lumberton, che è una città che in realtà fu girata da un'altra parte, però è importante che sia questo nome perché è motivato, e infatti questa città deve essere assolutamente la città del legname. E quindi ecco che il mozzare, il tagliare, molto spesso con delle accette, con delle cesoie o con altri strumenti per tagliare, assume un valore allusivo molto importante. Tra l'altro nel film compaiono spesso dei camion che portano dei tronchi tagliati, quindi questo deve essere un posto dove si taglia, e di qui il fatto che si taglia a un certo punto l'orecchio a questo personaggio. Questo personaggio è il marito di Isabella Rossellini, della cantante del Night, marito che è stato rapito insieme al figlio di questa cantante da questo mostro che abbiamo citato poco fa, Frank Booth, che sottopone ricatta sostanzialmente questa cantante dicendole: io ti tengo segregato il marito, tu non te lo farò mai vedere, nel contempo tu ti devi prestare alle mie voglie sessuali, no? E quindi c'è una scena di seduzione recitata, appunto descritta nei suoi dettagli all'interno di questo film. Ma appunto, per tornare al tema delle ambientazioni, appunto dicevo Lumberton, questa città della North Carolina, i due ragazzi di Wild at Heart partono da una zona vicina, Cape Fear, e si attraversano tutta l'America meridionale, negli stati appunto meridionali dell'America, vogliono arrivare in California, in realtà non ci arrivano, però vediamo anche delle piccole rappresentazioni, brevi rappresentazioni di un aspetto che appunto non è l'America dei grattacieli, no? Ma l'America appunto degli stati più poveri del meridione, con scene anche della città in cui arrivano e in cui si fermano. E appunto la cosa importante è che ogni regista americano si sceglie una sua zona di elezione e ambienta lì. La cosa strana è Lynch, che non ha mai ambientato un film a New York, per esempio, che è un luogo dove il 90% dei film vengono ambientati. Sì, perché anche Twin Peaks, la serie televisiva, è il nome di una cittadina che confini con il Canada, quindi esatto, di nuovo... Sì, di nuovo ci sono... Ecco, e finalmente, come diceva Michela poco fa, ecco, negli ultimi due film, o anche tre, perché anche Lost Highway è ambientato a Los Angeles e Hollywood diventano il luogo dove Lynch ambienta. Questo vi fa molto comodo perché, come dice una battuta molto significativa, Los Angeles è il luogo dove le stelle fanno i sogni e i sogni fanno le stelle del cinema, no? Però in realtà questo posto, che è chiamato Los Angeles, che vuol dire appunto gli angeli, come sappiamo, diventa un luogo dei diavoli, o perlomeno di angeli che hanno anche una componente, un côté diabolico, e quindi più che essere il luogo dove si fabbricano i sogni, Los Angeles diventa un luogo dove si fabbricano gli incubi, e questo è quello che dimostra. Riguardo al fatto, ecco, di questa ambientazione su Hollywood, e ripeto, tutti e due gli ultimi film, Mulholland Drive e Inland Empire, sono proprio estremamente specifici, cioè non sono film generici, ecco, come appunto ho detto poco fa, sono luoghi che sono film che si svolgono in luoghi verificabili, tanto è vero che le due cafeterias dove alcune scene sono girate sono diventati luoghi iconici. Se uno va in quei luoghi va a visitare, ecco, questo è il Winkies, dove il film in parte è stato girato, così come strade di Hollywood sono nominate. Ma appunto la genialità di Lynch è di condurre i personaggi a visitare luoghi che hanno numeri civici che non sono esistenti, perché sono oltre l'ultimo numero delle strade stesse dove le scene si svolgono. Quindi ecco, c'è sicuramente questa componente specifica, realistica nei film finali. Quanto al fatto della rappresentazione di Hollywood, è molto critica, perché tutto sommato, questo è una cosa che vediamo in Inland Empire, Hollywood è diventato un luogo dove si fanno film che sono soprattutto film di cassetta, deteriori, di secondo piano. E addirittura il film che si gira in Inland Empire è il remake di un film tedesco basato su un racconto folclorico polacco, per dire, ecco,
della perdita, diciamo, dello spunto per fare delle cose veramente valevoli e importanti che contrassegna Hollywood, dove anche la audition scene, cioè la scena in cui il provino viene recitata in malo modo proprio perché vuole raffigurare la decadenza della classe attoriale hollywoodiana. Quindi ecco che Lynch fa un film sulla, in realtà, l'industria cinematografica che ha poi in realtà costruito la sua fama, quindi diciamo, c'è una specie di conflitto di interessi in questa rappresentazione molto critica e negativa del mondo hollywoodiano. Michele ti avrebbe voluto chiedere che importanza, e anche questa è una domanda interessante, che importanza ha il melodramma? Sì, esatto. Sì, ecco, io mi sono soffermato molto su questo elemento, cioè intendo melodramma come soluzioni facili, soluzioni troppo, diciamo, sbrigative, che ricordano, ecco, il melodramma operistico o anche il melodramma cinematografico, perché ecco, Lynch è un regista molto misto, nel senso che ci fa vedere delle cose che difficilmente possiamo capire, ricostruire, soprattutto adattare alla realtà. Poi improvvisamente le sue trame vengono sciolte in un modo melodrammatico, ovvero favolistico. Se pensiamo a questi film che abbiamo citato, appunto soprattutto Blue Velvet o anche appunto Wild at Heart, tra parentesi io alterno nel mio libro ai capitoli alcune immagini, ecco l'immagine che c'è all'inizio di Wild at Heart è l'immagine di... può darsi, vediamo. No, non l'ho tolta, l'ho tagliata. Ad ogni modo adesso, se è il caso, torniamo un attimo a queste immagini mostruose. Mi piacerebbe così farle vedere, perché per farvi verificare che esiste veramente questo elemento. Ma dicevo, Wild at Heart, l'immagine che ho scelto è l'immagine nella quale i due protagonisti, dopo tante vicende che li hanno separati, che li hanno allontanati, si riuniscono insieme. Ma perché? Perché c'è l'intervento di una fatina, proprio, questa è l'immagine quasi finale del film, che scende dall'alto e con una bacchetta magica dice a questo personaggio che è stato pestato da alcuni teppisti, cioè non rinunciare all'amore, ecco, e quindi far ritornare questo personaggio che si voleva allontanare non so se si sono sposati, non credo, e ad ogni modo dalla donna con cui ha avuto anche un bambino, ritorna da lei e i due personaggi si riuniscono insieme e lui, soluzione appunto estremamente melodrammatica, canta a lei quella canzone che aveva promesso avrebbe cantato la persona che avrebbe sposato, cioè Love Me Tender di Elvis Presley. Ma questa è una cacofonia, perché poco prima Lynch inserisce nella colonna sonora uno dei brani più sublimi, meno volgari, più, come dire, che si riferiscono proprio ad un senso, un senso del soprannaturale, che è il quarto dei Vier letzte Lieder di Strauss, e che intitolato Im Abendrot, diciamo nel crepuscolo, nella luce del serale, che appunto io sono un fanatico di Strauss, è una delle cose più straordinarie che lui ha musicato e credo anche uno dei canti per voce solista e orchestra più emozionanti che ci siano nel repertorio otto-novecentesco. Ecco, capite, ecco la cacofonia che si crea, ma Lynch non ha paura di queste sfide e tutte le sue colonne sonore, di cui ci sarebbe da parlare a lungo, attuano proprio questo principio della commistione di elementi musicali fra loro disparati. Ecco, esattamente. Quindi ecco, c'è tutto un repertorio classico, Shostakovich in un caso, Samuel Barber, che è un compositore americano piuttosto, non è americano, di un musicista che molto sdolcinato spesso, ma Lynch sceglie una musica tra le migliori che lui ha composto in The Elephant Man,
E quindi ecco che fanno proprio, confliggono fra di loro questi elementi della colonna sonora e però formano un tutt'uno che secondo me funziona, ecco, così come in altri casi, anche in Empire è questo che ha la colonna sonora forse più straordinaria di tutti i film di Lynch, anche questo principio della commistione di elementi della canzone americana anni 50-60, dei elementi della musica classica contemporanea e meno, e altri ancora si riuniscono insieme a musiche composte dallo stesso Lynch e pare eseguite, che mi sembra abbastanza strano in questo film, però era una persona estremamente eclettica e soprattutto molto brava e molto portata per tutti i rami dell'arte, quindi non solo pittura e cinema, ma anche appunto musica. Chiedo altre due cose velocemente, così magari se c'è qualcuno che vuole intervenire ha qualche curiosità. Allora, oltre alla dimensione onirica che è fondamentale, per la quale Lynch è stato debitore di Fellini, Sì, si potrebbe parlare. Naturalmente, sì. Però non c'è tempo. Non c'è tempo, però c'è anche quella del mistero, nel senso che spesso i personaggi vengono tirati proprio a forza dentro un mistero che rimane insoluto, cioè c'è questo angoscioso anche senso di attesa, ma Lynch decide di non arrivare effettivamente ad una risoluzione. Uno scioglimento che uno si aspetterebbe logico, di fatto non giunge mai. E da qui quasi una sensazione, secondo me, perenne di minaccia, di allarme, che addirittura investe fantasmaticamente anche gli oggetti, le cose, no? Attraverso questi primi piani così il colore saturo così intensi. Ecco, ci vuoi dire qualche cosa su questo? Dunque, ecco, io siccome ho preparato questo PowerPoint voglio fare rapidamente vedere, ma dopo arrivo, ecco, per concludere semplicemente finire la carrellata delle immagini. Questo che vedete è come un personaggio che si crede tradito dalla moglie di Lost Highway, un film centrale nella carriera di Lynch, vede in una allucinazione o fantasmagoria la propria moglie, che è una bellissima donna. Nella realtà l'attrice è Patricia Arquette, non so se avete visto altri film, questa attrice che è veramente affascinante. Ecco, questo è un'altra apparizione mostruosa ed è un personaggio sempre sognato da un altro personaggio di Mulholland Drive, che racconta a un suo amico: io ho sognato di vedere questo tipo, guarda, dice, non tanto lontano di qua, all'angolo scendendo nel cortile di questa caffetteria dove ci troviamo. E l'altro gli dice, ma tu stai dicendo delle cose senza senso. Ma dice, vieni, adesso proviamo. Vanno fuori e effettivamente, improvvisamente, anche lo spettatore sussulta, anzi viene veramente così colpito e prova un attimo di spavento, però in realtà questa immagine, io sono riuscito a catturarla, ma dura soltanto una frazione di secondo, un millesimo di secondo, perché scompare subito e il personaggio che l'ha sognato cade per terra stecchito e muore. Quindi ecco che sarebbe lunghissimo parlare. Io ci sono appunto immerso nella interpretazione di cosa ci sta a fare questo personaggio, che appare solo 2 volte nel film, ma ha un'importanza capitale. Ecco, questo è un mostro, non è un vero e proprio mostro, ma questo è Dafoe, che compare in Wild at Heart, ed è mostruoso in 2 sensi, perché vedete che ha questi denti che non sono i suoi, fortunatamente, ecco, ho controllato, ecco, quindi anche in questo caso è un trucco, ed è un mostro di carattere morale, perché c'è questa personcina estremamente retta, brava persona, che è appunto Laura Dern, che interpreta Lula, questa ragazza che fugge con il suo innamorato per le strade dell'America, e a un certo punto entra nella sua stanza e ha capito, in base a quale facoltà non è chiaro, che questa ragazza è incinta. Effettivamente è così, e tenta di sedurla, e lei, che è retta, che ama soltanto il suo fidanzato in modo senza possibilità di essere tentata, alla fine sta per cedere, e la delusione dello spettatore è che questo personaggio dice, ma no, dice, guarda, io ho scherzato,
arrivederci, prende e va via. E quindi ecco, però ecco, la mostruosità di questo personaggio continua, perché alla fine lui uccide due negozianti per prelevare il malloppo della giornata, però la polizia arriva e quindi ci rimane, viene ammazzato dalla polizia. Vediamo se, ecco, questo è un altro mostro morale, cioè non vero e proprio, non ha fattezze mostruose, sebbene le abbia in un certo senso in questa scena, ed è interpretato da un altro attore italo-americano, Robert Loggia, che fa spesso parti di gangster o di criminale nei film di quegli anni, ed è cattivo, ed è effettivamente nel film un cattivo, ma non posso appunto... ecco, questo è un'altra deformazione visiva del volto proprio dell'attrice Laura Dern, che interpreta la protagonista di Inland Empire, che a un certo momento, quando vede, adesso mi ricollego alla tua domanda, vede davanti a sé il fantasma, adesso brevemente lo dico che cos'è, e allora si terrorizza e assume anche lei queste fattezze un po' mostruose. Allora, dicevamo del mistero, vediamo di recuperare, se lo troviamo, come mai non c'è più? È andato a finire... Ecco, eccolo qua. Allora, questo uomo si chiama The Mystery Man. L'importanza, che qui sarebbe lungo discorso, cioè il discorso sarebbe lungo sulla nominazione in Lynch. Allora, Lynch nomina sempre, o quasi sempre, i suoi personaggi nome e cognome, no? Li conosciamo tutti così. In alcuni film, inspiegabilmente, alcuni personaggi non hanno il nome. Ed è una cosa che comincia subito, Eraserhead, dove esiste un personaggio che vediamo all'inizio e alla fine, che viene denominato anche nei credits The Man in the Planet, l'uomo nel pianeta. Allora, cosa vuol dire? Che io l'ho interpretato come una figura di creatore maligno, infatti subito dopo la scena in cui appare questo personaggio inizia il film come parto mentale di questo personaggio. Poi questo è un altro personaggio che non ha nome, The Mystery Man. I due personaggi sono riuniti dal fatto che sono entrambi men, cioè uomini. Questo personaggio, per arrivare alla domanda di Michela, comincia a essere uno dei primi che apparentemente fino a pochi momenti della fine opera il male. In realtà cosa vuol fare questo personaggio? Vuole dannare il marito di questa donna che abbiamo visto qua, che teme che questa moglie lo tradisca, con quel Loggia o altri insomma, che abbiamo visto poco dopo. E allora ecco che questo Mystery Man di cui abbiamo detto tenta fino all'ultimo di dannare, cioè in pratica di far credere che veramente la moglie lo tradisca, e questo personaggio viene dilaniato da questo dilemma. E però alla fine non si capisce come mai questo personaggio che ha in mano le sorti del marito tradito pare che in realtà lo salvi. Però il film è un punto interrogativo, è il film più enigmatico di Lynch, perché Lost Highway, questo personaggio, dopo aver freddato quello che credeva essere la persona con cui la moglie lo tradiva, riparte su una strada, si mette a guidare all'impazzata, la polizia lo insegue e quindi probabilmente ha riperduto un'altra volta la strada che credeva invece di aver ritrovato. Ecco, e quindi la stessa, adesso concludo questo discorso del mistero con il personaggio, anche questo sarebbe da discutere, no, non c'è qui, non l'ho purtroppo messo questa come diapositiva. L'ultimo film gioca intorno all'operato di un altro mystery man, un altro uomo del mistero, come questo, perché è chiamato, anche qui senza un nome preciso, il fantasma, the phantom. Questo fantasma ha il potere di capire cosa c'è nella mente delle persone e di indurre le persone, i personaggi del film a uccidere, a fare compiere azioni criminali. Ma alla fine questo personaggio inspiegabilmente sembra, perché anche questo è un film estremamente enigmatico, che voglia in realtà salvare e quindi in realtà, come dire, rendere sempre più normale il personaggio che è stato dilaniato anteriormente, ha compiuto anche degli atti criminosi come
probabilmente l'uccisione di una rivale in questo film. Quindi permane questo statuto misterioso dei personaggi che vorrebbero indurre altri a fare del male, quindi che maledicono altri personaggi, e uno si domanda alla fine se non abbiano in realtà benedetto o salvato questi personaggi. E sono le grandi incertezze di un regista che ci stimola e ci conquista proprio per la sua capacità di coinvolgerci, di non farci capire che cosa vuole dire, e anche perché la realtà è estremamente enigmatica. Ecco, l'ultima domanda, mi domandavo se in questi suoi tour de force visivi, in cui prevale anche la dimensione dello spaesamento, no? Della perdita di coordinate spazio-temporali nelle continue citazioni, abbiamo ricordato Fellini, ma numerose sono quelle anche da Hitchcock, Gli uccelli e il famoso film che tutti ricordate, La donna che visse 2 volte. Ecco, mi domandavo se in questo virtuosismo Lynch sia soprattutto un autore per cinefili, è così? Ma, ogni regista, come anche ogni scrittore, parte dalla letteratura e dalla filmografia precedente, quindi non è strano che un regista citi altri registi precedenti. Ho detto appunto di Polanski, ma ne ho individuato non solo Hitchcock ma anche altri registi. Per esempio, ecco, ho trovato che l'esordio di questo Lost Highway, con questa coppia che fatica a stare insieme, che è in crisi, che insomma non va avanti, piena di mutismi, di dialoghi interrotti, di scene appunto che raffigurano la profonda crisi, mi è sembrato sia debitrice delle atmosfere degli inizi dei film di Antonioni. Appunto, esiste in questa coppia la incomunicabilità. Quindi ecco, sì, è un regista indubbiamente per amanti e cultori del cinema, però ecco, per questi addentellati con il reale, per far vedere cosa può effettivamente succedere entro certi limiti, è anche un film che si appoggia a scenari che sono soltanto i suoi, ecco. Sebbene, ecco, anche il tema, come stai appunto dicendo tu, c'è anche un altro tema che è quello che forse possiamo anche chiudere qua, eccolo qua, il tema del sosia, che è un altro identificativo di Lynch. Molto spesso, come in Lost Highway, ma anche qui in Mulholland Drive, c'è questo fenomeno per cui un personaggio entra in un altro individuo. E quindi ecco che questa è una scena chiave in cui, per motivi che sarebbe troppo lungo spiegare, questa attrice, questo personaggio che è a sinistra, non so se la vedete a sinistra anche voi, ecco, trasforma quest'altro personaggio in una figura quasi uguale a se stessa. Questo personaggio inizialmente ha i capelli neri, molto più lunghi di così, gli fa indossare questa parrucca e quindi si assomigliano, perché lei vuole renderlo uguale a sé per poterla dominare, in realtà per poterla escludere e per poter vincere lei questa gara, chi sarà la preferita, l'attrice scelta in un film che si deve girare. E questo è complesso meccanismo freudiano per cui vuole trasformare in quasi una figura uguale a se stessa questo personaggio. Quindi ecco, c'è questo costante del travaso da una personalità in un'altra, e il film chiave non è soltanto questo, ma anche l'altro che ho citato, Lost Highway, dove questo marito a metà del film diventa un se stesso che ha vissuto anni precedenti, e l'attrice, che rimane uguale in realtà in questo caso, si trasforma nella persona che questo personaggio ha conosciuto nel passato e che si immagina e ricostruisce il suo passato di tradimenti fatti appunto con vari personaggi che il film descrive. Bene, grazie a tutti. Grazie. No, grazie a te delle domande veramente che ti... Sì, no, sì, certo, sì.